Abbiamo invitato la Lega a staccare la spina a questo governo innaturale. La crisi non va in vacanza, questo è lo slogan che Fratelli d'Italia ha scandito in giro per il paese. Manifestazione anche a Padova, in contemporanea al sit-in di Giorgia Meloni davanti al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. L'invito alla Lega è chiaro: il divorzio dal 5 Stelle deve arrivare quanto prima. Per Fratelli d'Italia il ministro Di Maio infatti non è in grado di gestire la crisi di molti imprenditori. Noi vogliamo che si capisca l'indispensabilità intanto di affrontare le situazioni di crisi per trovare una soluzione dal punto di vista sia economico che occupazionale. Tantissimi lavoratori rischiano di rimanere per strada proprio per l'incapacità del governo di riuscire ad affrontare con concretezza queste problematiche che affliggono in modo delle imprese in difficoltà. Serve un rilancio del settore, chiesto a gran voce anche dagli stessi imprenditori presenti alla manifestazione. Mi verrebbe quasi voglia appunto di invitare ad un commissariamento di Di Maio, che è assolutamente incapace di gestire queste cose. Tra le proposte lanciate oggi dal partito di Giorgia Meloni anche quella di un pronto soccorso per le aziende, come spiega la padovana Elisabetta Gardini, che era a Roma per la manifestazione nazionale. Mi piace molto la proposta del pronto soccorso aziendale, perché non si deve occupare soltanto delle aziende in crisi, ma si deve occupare del prevenire le crisi, e questo è un dato fondamentale.